Prova di carattere del Pro Falcone che allo Stefano Salmeri ferma la corsa della capolista Geraci che dopo 5 vittorie di fila conosce il primo pareggio del campionato. Un punto importante per i giallorossi contro una corazzata del torneo, anche se alla fine i locali reclamano per qualche rigore non concesso dal direttore di gara. Il signor Alagna è subito protagonista al terzo minuto quando, su indicazioni del secondo assistente Vinciguerra, annulla il centravanti ospite Marrone la rete del vantaggio per posizione di fuorigioco. Poi il Pro Falcone inizia a spingere sfiorando per 2 volte la marcatura, prima con Cariolo che però tira centralmente sul portiere e poi con Carini che di testa trova un super demiere a negargli la gioia del vantaggio che i giallorossi trovano però al minuto 14 quando Danna pennella per la testa di Mendolia che da pochi passi non sbaglia l'1-0 per i suoi e che gli vale come primo centro in campionato. Il Geraci non ci sta e risponde subito dopo con Marrone che al 23esimo trova la parata facile di Benfatta e Serio al 29esimo il cui piazzato è prontamente disinnescato in angolo dal portiere giallorosso. Al 32esimo locali che reclamano il calcio di rigore per l'intervento in area di Pecoraro su Imbesi, ma il fischietto palermitano lascia giocare. Insiste il Pro Falcone, al 38esimo la botta di Danna non c'entra la porta per questioni di centimetri. Bersaglio che sul ribaltamento di fronte non trova nemmeno Gonzales che sfiora il palo alla sinistra di Benfatta. Nella ripresa però il Geraci entra in campo deciso a rimettere la gara in equilibrio e in apertura prima Maisano si immola sulla botta di Serio e poi Benfatta e strepitoso sulla conclusione successiva di Villar. L'estremo falconese dice di no anche al tentativo ravvicinato di Marrone con D'Agostino che poi spara sul fondo. Gli sforzi dei Madoniti vengono comunque premiati al minuto 64 quando Marrone riprende la respinta di Benfatta e di testa mette alle sue spalle facendo così Pro Falcone 1, Geraci 1 e per il bomber ospite si tratta dell'8° sigillo in campionato. Poi al minuto 68 contatto in area ospite tra il portiere del Geraci Demiere e Danna del Pro Falcone con l'estremo Madonita che cade a terra e da qui si accende un parapiglia generale che porta poi il calciatore del Geraci Valora all'espulsione, reo di colpire con un pugno lo stesso Danna e con gli ospiti quindi costretti a giocare in 10 uomini. Prova subito ad approfittarne la squadra giallorossa e al 77esimo il destro volante di Carini si perde di poco alto sulla traversa. Lo stesso Carini al 90esimo viene toccato in aria da Conatè ma il signor Alagna dice di no scatenando le vibranti proteste dei locali. A farne le spese il tecnico falconese Peppe Alizzi espulso dal fischietto palermitano. Il Pro Falcone sale in classifica a quota 8 punti e si porta ad una sola lunghezza dalla zona playoff mentre il Geraci si conferma solitario in testa al campionato con 16.